Euroregione News. 37esima edizione del premio San Simon. Gianluca Franco e Gino Marco Pascolini vincitori ad ex aequo del San Simon 2016 e per i fumetti premiato Giovanni Di Qual. Una curiosità dal segretario Giorgio De Tira dalla prima all'ultima edizione. Amedeo Giacomini, nelle prime edizioni del premio, aveva decretato che questo era un premio contadino, per cui andava premiato con delle cose contadine, oltre che con il denaro, con i soldi, e aveva proposto di dare una borsa al vincitore che conteneva di prodotti locali, burro, un epanole, un formaggio, salame, vino, grappa e non ci crederete per questa storia, un masurin vero, vivo, cioè un masurin, un fagiano, è dentro. E io che ero segretario già in quella volta nel 70, 80, 81, 82, andavo a comprare in una fattoria qua a Virco il masurin, gli legavo le gambe e l'ho infilato dentro la borsa per 3-4 edizioni, no? Alla fine, siccome io sono anche un po' animalista, sentite, o cambiate segretario o togliamo il masurin, perché io non lo metto più dentro. Hanno tenuto il segretario. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.